Immaginatevi un giorno di affacciarvi alla finestra di casa e vedere, al posto del solito verde del prato erboso, una distesa di ben 6 piloni dell'alta tensione a nemmeno 7 metri di distanza da voi. Vi piacerebbe? Il peggiore degli incubi potrebbe presto diventare realtà per Djalma Schraulek, pensionato 75enne di Cassolaro. Estenderò i panni sui piloni che mi mettono qua davanti perché se l'opera viene a 6-7 metri. Nel gioco di opportunità e interessi, i residenti della zona guardano alla propria salute e a quella dei propri figli. Com'è possibile, dicono, che sia stato approvato il progetto per l'installazione dei tralicci alti dai 15 ai 18 metri, proprio in quest'area che con poche gocce di pioggia si allaga e ubicata pure vicino al fiume Dese. Pioggia che ora, all'idea del progetto, scende solcando il viso della gente del posto. Io sono nato qua, questa è la casa che mi hanno messo i miei genitori e adesso che stanno sì, a fare questa opera perché senz'altro, da come hanno parlato ieri i tecnici, non penso che... Io spero che ci sia qualcosa anche dal comune di fare un po' di forza, di cambiare questa idea. Area questa di Cassolaro, ricordiamo, già vincolata a Bosco come da progetto alla soprintendenza. Chi decide qual è il bene comune proprio nell'epoca in cui tanto si dibatte di sostenibilità ambientale? E ancora, come mai il progetto in questione è stato approvato senza il rispetto del cambio di destinazione d'uso? E una sua nuova discussione e approvazione da parte dell'amministrazione comunale. Interrogativi ancora senza una risposta e che continuano a porsi i residenti uniti in comitato contro i nuovi tralicci a 2 passi da casa. Se questa centrale va fatta veramente ci troviamo che tutto il nostro lavoro viene dimezzato, tutto lì. I sacrifici di una vita. Sono i sacrifici di una vita. Chi ha lavorato come noi in turno, di notte, eccetera, per poter realizzare qualcosa, si vede che i suoi sacrifici non sono considerati come alla stregua di chi che ci comanda, che come noi considerati come che noi non contassimo quasi niente. Questo è il problema.